Prego, andiamo. Mille lire in tasca e un bacio di mia madre, a Madonna accompagna quando la fai. Non badar che so pensiero mette do cappotto e poi mi si scala, mi riceve stata accorta. E lo stesso pullman mi portava ogni mattina da Casoria a Napoli a Ciporto Galleria. Giovane cantante, vecchie glorie musicisti, molti lo chiamavano il mercato degli artisti. Canto, 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 canto. Bravo Roberto Stallone, perché ha condensato tutta la comunità italiana in Adelaide qua. Concludiamo questo nostro primo appuntamento ringraziando il Granada Motorin che ci ha ospitato e i suoi proprietari Josie e Carlo Carretti. E rinviamo quindi lo stallone a richiesta sull'Italian Television alla prossima, che si terrà dove? Al caffè Vagabondo. Vi voglio ancora ricordare una cosa importante: telefonatemi, io lo dico perché per voi, anche perché io voglio accontentare. Telefonatemi allo 0417 87 78 97. Stallone a richiesta ritorna la prossima settimana. Non vi dimenticate di Stallone, ragazzi, perché io vi voglio sempre bene. Ciao ragazzi. Ciao! Gentilissimi telespettatori,